Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Risse fra minori a Messina, individuate le ragazzine che hanno picchiato una coetanea a Villa Dante. Lacrime e fango nel Catanese, il dramma degli abitanti colpiti dall'esondazione del torrente Continella. Allagate abitazioni e attività commerciali al confine tra Giarre e Mascali. Ancora critiche le situazioni a Ginostra e Licata. Arance bionde, piccole ma di buona qualità, la siccità colpisce anche la produzione di agrumi. Nel Siracusano è iniziata la raccolta. Agrigento in lutto per i funerali di Patrizia Russo, uccisa dal marito a Solero. Il vicario generale della diocesi, chi provoca la morte ha la morte dentro. Palermo, lo stupro di gruppo del Foro Italico, confermata la condanna per uno degli imputati, l'unico minorenne. Per gli altri la sentenza è attesa a novembre. Dal carcere duro alla libertà, dopo alcuni fedelissimi di Messina Denaro, lascia il carcere per scadenza dei termini di custodia cautelari anche Giuseppe Corona, ritenuto il re delle scommesse ippiche a Palermo. Calcio, il Catania lancia la sfida a distanza al Benevento e punta alla vittoria contro il Latina. Trasferte per Messina e Trapani rispettivamente contro Avellino e Monopoli. Bentrovati. A Messina, identificate dalla Procura dei minori le ragazzine coinvolti nelle risse riprese e divulgate sui social. Francesco Triolo. Sembrano avere un unico filo conduttore le risse che hanno coinvolto alcune ragazzine a Messina nelle scorse settimane. Almeno così si evince all'esito delle indagini condotte dalla Procura del Tribunale per i minorenni di Messina, diretta dal dottor Andrea Pagano, che ha portato all'identificazione delle minorenni, tutte tra i 13 e i 15 anni. Identificate intanto le minori accusate di aver aggredito una coetanea nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre all'interno di Villa Dante. Una scena immortalata da un video divenuto virale. Le due minorenni, rispettivamente i 14 e 15 anni, hanno aggredito avvicendandosi una 14enne, mentre altre due ragazze di 13 anni appartenenti allo stesso gruppo riprendevano tutto con i rispettivi cellulari. Identificata la vittima dell'aggressione avvenuta senza alcuna ragione, come lei stessa ha dichiarato, dopo essere stata pretestuosamente accusata dalle indagate di averle apostrofate con parole volgari. La ragazzina, accompagnata da un genitore, non ha voluto sporgere denuncia. Secondo le risultanze delle indagini, una delle ragazzine che riprendevano la rissa di Villa Dante è l'autrice di un'altra aggressione gratuita, anche questa ripresa da un video diventato virale, verificatasi in via La Farina nella serata del 28 settembre, e in quell'occasione c'era anche l'altra tredicenne, autore del video dei fatti di Villa Dante, che ha innescato l'aggressione dicendo alla vittima di averci provato con un ragazzo che le interessava. Il genitore della vittima, una ragazzina dodicenne, si è riservato di presentare denuncia. La quindicenne autrice dell'aggressione di Villa Dante è stata inoltre identificata nell'ambito della stessa indagine come la compartecipe ad una rissa, oggetto di un terzo video che ha avuto ampia diffusione, verificatasi sul tram su via San Martino il 24 agosto. La minore è stata denunciata per risse ed intratti dell'indagine coordinata dalla Procura per i minori sono stati trasmessi al questore di Messina per l'applicazione di eventuali misure di prevenzione. Si continua a spalare fango e c'è chi ha perso tutto nel Catanese, dove la bomba d'acqua ha colpito duro la zona ionica. L'esondazione del torrente Continella ha allagato abitazioni e attività commerciali al confine tra Giarre e Mascali. Gli abitanti dicono: abbiamo perso tutto, l'unica colpa è delle istituzioni. Tonino De Mana. Non c'ho niente da raccogliere in questo fango, che cosa devo raccogliere? Niente c'ho più, non c'ho niente, anche i muri sono saltati. Le lacrime rigano i volti, mentre il fango ricopre ogni cosa, gettando nella disperazione residenti e commercianti. Annunciato dagli esperti meteo, il maltempo ha colpito duro il versante ionico della Sicilia ed in particolare il territorio fragile al confine tra Giarre e Mascali. Si scava a mani nude, con le carriole che portano fuori da case e garage quel che si può recuperare, ben poco, a giudicare dalle immagini. Arredi e suppellettili distrutti dalla forza dell'acqua, elettrodomestici da buttare, così come giocattoli dei bambini. Grandi e piccoli ricorderanno a lungo il 22 ottobre 2024, altra data nefasta che si aggiunge all'alluvione del 13 marzo 1995. Sul banco degli imputati, questa volta, finisce il torrente Continella. Anni mandavate segnali che non lo puliscono. Io ho fatto diverse comunicazioni, diverse esposte agli organi competenti e nessuno ha fatto niente. In ginocchio diverse attività commerciali, il piazzale che vedete è una strada totalmente ricoperta di fango dove si cerca di recuperare quel che resta. Tanta rabbia pure per quello che è successo, perché
Nel 2024 è impensabile vedere questo. Io ho già mandato PEC sia ai comuni interessati, perché qui è Giarre, lì è Mascali, questa è regionale e quella provinciale, quindi ho già mandato un po' di PEC nella speranza che qualcuno mi aiuti. Si aggira quasi sbarrito anche lui nel fango il sindaco di Giarre, Cantarella. Certamente non siamo sicuramente preparati a questo tipo di eventi e non essere preparati significa poi questo. Le competenze sono di molti, però è chiaro che la Regione in questo senso deve avere un ruolo soprattutto di presentare progetti, di poter attivare delle procedure per poter evitare questo tipo di situazioni. L'ennesima bomba d'acqua pone l'accento sulla fragilità del territorio e sulle competenze, in realtà poco chiare, per uno scaricabarile tra comuni, regione ed ex province che infanga anche la dignità di chi ha perso tutto. Nella conta dei danni per il maltempo ancora critica la situazione a Ginostra, nell'isola di Stromboli, ancora sommersa dal fango, e Allicata, nell'Agrigentino, allagata dall'esondazione del fiume Salso. Lorena Dolci. Vedete come questa è la situazione, ha trascinato tutto qua giù accanto al mio negozio, questi sono tutti i detriti che ci sono per strada. A Ginostra tutto è rimasto com'è, il fango sceso dal vulcano ricopre ogni cosa. Le strade sono ancora piene di detriti, masse e pietre venuti giù dalla montagna dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi. Un fiume che ha tranciato cavi elettrici, divelto recinzioni, penetrando anche nelle abitazioni. Anche oggi le linee telefoniche non funzionano, ma per fortuna c'è internet. Gianluca Giuffre, che a Ginostra vive e lavora, ci mostra la situazione. Abbiamo ancora tutti i detriti e il fango nel villaggio, parliamo di 50 cm di altezza di materiale, anche di più in certi tratti, e c'è stato, come dire, qualche piccolo intervento di alcuni volontari locali, ma al momento non c'è, dall'esterno non abbiamo avuto interventi di ditte che possano insomma ripulire Ginostra, almeno diciamo per liberare le strade trattandosi di un vulcano attivo. Una trappola in caso di eruzione, senza considerare che le strade fanno da tappa ad ulteriori piogge. Viabilità compromessa anche sul versante di Stromboli, con acqua e fango che hanno invaso le case. Si continua a lavorare anche a Licata, sommersa dall'esondazione del fiume Salso. Colture e serre allagate, il mercato ortofrutticolo in tilt, una mazzata per l'agricoltura della zona. Ancora all'opera, varie squadre impegnate a liberare e pulire gli scarichi fognari otturati. Il comune ha ordinato di cospargere di sabbia le strade infangate per velocizzarne l'asciugatura e la successiva rimozione. Il Consorzio Autostrade è chiamato in causa per gli allagamenti che si sono registrati nei giorni scorsi a causa del maltempo sulla A18. Abbiamo sentito il direttore generale del CAS, Franco Fazio. Sentiamo di Francesco Triolo. Uno svincolo, quello di Fiumefreddo sott'acqua, la cascata all'altezza di Capali. Il maltempo dei giorni scorsi ha causato non pochi disagi per gli automobilisti lungo l'autostrada Messina-Catania, evidenziando anche alcune situazioni di criticità sull'asfalto. Una situazione che è sui tavoli del Consorzio Autostrade Siciliane, dove si sta studiando la cartografia e la mappa aggiornata dei luoghi. Nel frattempo continua il lavoro sulla pulizia degli scontri. L'autostrada ha subito l'allagamento, non lo ha causato. Nella zona di Roccalumera in pratica l'acqua è tracimata da una strada provinciale e quindi una volta risolto il problema a monte poi l'acqua non è più defluita in autostrada, il problema si è risolto. A Fiumefreddo invece il problema è noto da tempo, ricorda il direttore generale del Consorzio Autostrade Siciliane, ma la pioggia di lunedì ha costretto a chiudere la rampa di immissione in direzione Catania. A Fiumefreddo invece allo svincolo c'è un problema che perdura da anni, che bisogna capire come e chi deve intervenire. Ci sarà qualche pecca nostra, qualche grata che non era perfettamente in ordine, ma a Fiumefreddo c'è un problema che deve essere risolto alla radice. Quindi, perché è sempre acqua che proviene da monte, da un canalone a monte dell'autostrada, per cui dobbiamo un attimino fare il punto per capire chi deve intervenire, come intervenire e fare in modo che il problema non si ripeta più. Dai disagi ai problemi causati dalle alluvioni e dagli allagamenti alla siccità che ha già
creato i suoi effetti sulla produzione di agrumi, soprattutto nel siracusano. È già iniziata la raccolta delle arance bionde, ma quest'anno i frutti sono più piccoli e per il consumatore finale i costi potrebbero essere invece più alti. Francesco Aloi. Ancora qualche giorno e queste arance arriveranno sulle nostre tavole. Siamo in un agrumeto della zona sud di Siracusa. Qui si producono le bionde, le prime della stagione ad essere raccolte in un'annata segnata dalla siccità. Ci colpisce già dall'anno scorso, quindi da dicembre fino a febbraio, che non ha piovuto. Noi aspettavamo le piogge, non ha piovuto, purtroppo è continuata, quindi costi di gestione e costi di irrigazione continui, con trivelle sempre accese H24 su estensioni importanti, e le arance ne hanno risentito perché abbiamo pezzature piccole. Dalla piana di Catania al siracusano il prodotto non cambia, arance più piccole quindi, ma come precisano i produttori, sempre di alta qualità. Non ci sarà nessuna differenza fra l'anno scorso, potremmo avere in alcuni casi un lieve diminuzione della pezzatura. Sembrerà strano, ma le piogge di questi ultimi giorni non hanno spazzato via la siccità. Il problema resta, soprattutto sul raccolto di questa stagione, penalizzato dalla carenza idrica, e i costi al consumatore finale potrebbero aumentare. La grande distribuzione la fa lei i prezzi, noi produttori prendiamo sempre quelli, o c'è siccità o non c'è siccità, il prezzo in campagna bene o male è sempre quello. Confagricoltura parla di una produzione dimezzata e chiede aiuto alla regione. Quello che è stato fatto finora non basta. Ci sono delle dighe ancora non collodate, sono oltre 20 dighe non collodate, chiaramente lì la competenza non è dell'assessorato agricoltura bensì del governo nazionale, ma c'è il problema dei consorzi di bonifica, con gli stessi consorzi che emettono bollette per beneficio irriguo mai ricevuto ai nostri agricoltori. Grande commozione ad Agrigento per i funerali di Patrizia Russo, la donna che è stata uccisa dal marito una settimana fa a Solero. L'uomo adesso si trova in carcere, reo confesso, ha tentato pure di togliersi la vita. Il vicario generale della diocesi di Agrigento, che ha celebrato i funerali, ha detto chi provoca la morte in un certo qual modo ha la morte dentro. Sentiamo Maglio Viola. Lutto cittadino e bandiere a mezz'asta oggi ad Agrigento nel giorno dei funerali di Patrizia Russo, l'insegnante siciliana di 53 anni uccisa a Solero in provincia di Alessandria dal marito reo confesso Giovanni Salamone di 61. L'uomo nei giorni scorsi ha anche tentato di togliersi la vita in carcere. Grande commozione e partecipazione nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù della Città dei Templi, dove il vicario generale dell'arcidiocesi di Agrigento, Don Giuseppe Cumbo, ha officiato i funerali della donna. Il Signore ci aiuti a capire che chi provoca la morte in qualche modo la morte ce l'ha dentro, ha detto Don Cumbo guardando i figli della coppia. Nelle prime file infatti erano seduti anche Giuliana e Francesco, i due figli ancora attoniti per l'accaduto. Dal Piemonte ad Agrigento per partecipare ai funerali sono venuti anche il sindaco di Solero, Andrea Toniato, e il parroco della chiesa di San Perpetuo, Don Mario Bianchi. Una comunità, quella del paesino piemontese, colpita profondamente dall'accaduto, anche se la coppia di siciliani viveva lì soltanto da poco più di un anno. La comunità agrigentina ha comunque fortemente voluto salutare Patrizia. 2 giorni fa nella chiesa della Badiola, nel quartiere in cui la donna era cresciuta, si era tenuta una commemorazione e in quella occasione era persino stata lanciata una sottoscrizione per il rientro della salma. Resta intanto il mistero intorno al movente del delitto. Insegnante di sostegno lei, agricoltori e attivista lui, non avevano mai lasciato trasparire tensioni che potessero sfociare in questa tragedia. E adesso a Palermo per lo stupro di gruppo del Foro Italico è stata confermata la condanna per uno degli imputati, l'unico minorenne. Per gli altri la sentenza è attesa a novembre. Lorena Dolci. Quel 7 luglio del 2023 c'era anche lui nel gruppo di 7 che violentò una ragazza di 19 anni in un cantiere abbandonato al Foro Italico. Era l'unico minorenne. Adesso la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 8 anni e 8 mesi inflitta in primo grado al giovane, all'epoca 17enne. I giudici hanno accolto la ricostruzione dei magistrati. Il ragazzo partecipò attivamente alle violenze. Il gruppo del Tribunale dei minori aveva scritto che aveva agito con speciale efferatezza e senza il più elementare senso di umanità, infliggendo alla ragazza sofferenze indicative di allarmante e non comune brutalità.
L'imputato, subito dopo l'arresto, confessò di aver partecipato allo stupro, dichiarandosi pentito. Uno stratagemma, secondo gli inquirenti, per alleggerire la sua posizione. Il ragazzo venne infatti mandato in comunità, da dove però pubblicò sui social contenuti in cui si vantava di quanto accaduto. Per questo venne nuovamente arrestato e mandato in un istituto detentivo. E alle battute finali in primo grado invece il processo ai 6 maggiorenni con il rito abbreviato. La sentenza è attesa per l'8 novembre. E il gruppo di Caltagirone ha rinviato a giudizio per omicidio Castelbalan, romeno di 35 anni, e il suo connazionale Gheorghe Ciprian Petrei di 34 anni, fidanzato della 25enne moldava Vera Schiopu. I due, che erano stati fermati dai carabinieri, sono accusati di aver simulato il suicidio della donna, che era stata trovata impiccata il 19 agosto del 2022 in un casolare in contrada Sferro tra Ramacca e Paternò. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Lascia il carcere un altro boss della mafia della Sicilia orientale. Dopo la scarcerazione di 9 favoreggiatori di Messina Denaro, arriva il provvedimento di rilascio per scadenza dei termini di custodia cautelare per il re del riciclaggio Giuseppe Corona. Il servizio di Manlio Viola. È tornato libero da ieri Giuseppe Corona, 56 anni, accusato di essere il reggente del mandamento mafioso di San Lorenzo a Palermo. Per lui l'ordine di scarcerazione è arrivato per scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Resta imputato, ma non detenuto. Si tratta della 10ª scarcerazione in 10 giorni dopo la liberazione di 9 favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, decisa dalla Cassazione il 14 ottobre ed eseguita in questi giorni. È una sconfitta dello Stato che non riesce a mantenere i processi entro i termini della ragionevole durata. La scarcerazione di Corona dunque è soltanto l'ultima di una lunga serie. Ex cassiere del bar del Porto di Palermo, Corona è considerato l'uomo d'oro del riciclaggio dei proventi illeciti di Cosa Nostra, dalle scommesse all'ippodromo ai proventi della droga. Arrestato nel luglio del 2018 come uomo del mandamento di San Lorenzo, viene considerato comunque anche il raccordo con l'altro grande e potente mandamento mafioso palermitano, quello di Porta Nuova. Per il re del riciclaggio potrebbero però arrivare presto altri provvedimenti, anche se non più la carcerazione. I 9 fedelissimi di Matteo Messina Denaro, scarcerati in precedenza, infatti sono stati raggiunti da un divieto di dimora, una misura legata a quella che il codice definisce pericolosità sociale. Una assoluzione, 12 condanne e la sentenza emessa nei confronti di 13 presunti appartenenti al clan mafioso Cappello nel processo di secondo grado della sezione d'appello del processo contro scaturito nei confronti di appartenenti appunto a questo gruppo. Altre 4 persone sono rimaste ferite. La vicenda è la sparatoria che ci fu a Librino l'8 agosto del 2020. Nello scontro armato tra esponenti del gruppo dei Cursoti milanesi del clan Cappello morirono Luciano D'Alessandro di 48 anni e Vincenzo Scalia di 29. Cambiamo argomento, la situazione è sempre più difficile al pronto soccorso di Modica. Si è passati da 5 a 4 medici strutturati per un bacino di utenza di 140.000 abitanti. A farne i conti è la salute dei cittadini. Veronica Barbarino. Il pronto soccorso di Modica è depotenziato, mancano i medici e i bandi vanno deserti nonostante gli incentivi economici. Si cerca di lavorare con le risorse che si hanno a disposizione, ma per usare una metafora si direbbe che la coperta è corta per offrire un servizio ottimale al bacino di utenza di 140.000 abitanti per cui è riferimento. La situazione è sempre più difficile dopo il diminuire del numero dei medici strutturati da 5 a 4, in grado di essere utilizzati per svolgere il turno di notte. Il quinto è stato trasferito di reparto in quanto vincitore di concorso. Come soluzione per sopperire all'assenza di una unità, l'uso del primario, in quanto responsabile del reparto, dice il direttore generale dell'ASP ragusana. Ma questo è stato oggetto di critica da parte del sindaco di Pozzallo, che primario di quel pronto soccorso lo è stato per anni. Questo significa distruggere un perno fondamentale dei servizi di emergenza-urgenza per gli audit, per l'organizzazione del servizio. Dopo un mio intervento si è cercato un altro tipo di soluzione, che è quello
quello di privare i reparti internistici e ospedalieri della Guardia Medica Attiva e portarla al pronto soccorso. Quindi i pazienti ricoverati non hanno un medico di guardia. A farne i conti di questo disservizio è la salute dei cittadini, a sottolinearlo il medico e presidente del Comitato Civico, articolo 32. Ci sono attese che vanno fino a 3 giorni. Più volte mi sono trovato in questi pronto soccorso, tant'è che ho fotografato anche alcune situazioni, alcune condizioni che sono pericolose per la vita dei pazienti, ma che sono anche faticose per tutto il personale che è adibito in questa istituzione sanitaria. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Eccoci al calcio, domenica prossima il Catania torna al Massimino per ospitare il Latina, trasferte per Messina e Trapani. Il servizio è di Sergio Colosi. Il Catania, in serie utile da 5 giornate, lancia la sfida al Benevento e dietro guarda l'Avellino. Sembrano queste le formazioni più accreditate per la promozione diretta in B. I rostazzurri hanno ripreso il ritmo delle consuete sedute settimanali, una al giorno, con vista all'impegno di domenica al Massimino contro il Latina, che ha esonerato il tecnico Padalino. La certezza è che De Rosa, impegnato in un lavoro differenziato, non potrà recuperare per la prossima gara. Tempi più lunghi per Sturaro e ancora di più per Di Tacchio. 3 pedine di spessore ed esperienza, ma il Catania ha dimostrato qualità e panchina lunga. Carpani è tornato in gruppo, sta bene anche Inglese, pronto a partire titolare contro i laziali che hanno fatto un solo punto nelle ultime 5 partite. Quel pareggio è arrivato contro il Messina, specialista da 3 settimane del segno X. Cercasi gol in casa giallorossa, dove l'infortunio di Anatriello complica i piani di Modica. Non perdere nell'appuntamento di domenica sarebbe già un bel segnale, tenuto conto che l'avversario si chiama Avellino, 4 successi di fila dall'arrivo dell'ex biancolino. La prima siciliana di Serie C a scendere in campo sarà il Trapani, che sabato eredita quel Monopoli senza difesa graziato dalla formazione peloritana. I pugliesi sperano di recuperare qualche pedina, altrimenti sarà difficile fermare l'attacco granata, che comunque alterna prestazioni anonime ai 5 gol contro Audace Cerignola e Potenza e ai 4 con la Turris. Parte stasera il round della UEFA Futsal Champions League a Catania, meta Catania impegnata alle 20:30 per la prima gara. Francesco Triolo. È tutto pronto al Pala Catania per il main round della UEFA Futsal Champions League. Saranno 3 giorni di spettacoli con i rossazzurri della meta Catania che affronteranno a partire da stasera alle 20:30 i lussemburghesi e il Differdange, quindi domani contro gli austriaci e il Linz, e sabato sera i lituani dello Zalgiris. Un appuntamento molto atteso perché porterà sul parquet catanese alcune delle migliori formazioni del futsal europeo. In casa meta c'è anche grande fiducia, con la convinzione di poter ben figurare. È fondamentale, ha detto il presidente Etneo Enrico Musumeci, sarà l'apporto del pubblico catanese per dare quella spinta determinante alla squadra, come testimonia anche il tecnico Giuarra al secondo anno sulla panchina della meta. Quello che stiamo aspettando questa partita tempo fa, siamo con una motivazione e una illusione altissima e speriamo di farlo benissimo e sappiamo della difficoltà. La meta ha confermato il roster che ha conquistato lo scudetto lo scorso anno, inserendo qualità con l'arrivo del pivot Attilio Arillo, l'universale brasiliano Gabriel Pigna, il talentuoso marocchino Anas e il portiere Siqueira. Occhi puntati su Podda, 22 reti lo scorso anno, e su Turmena, 13 gol. Botteghini di Corso Indipendenza, adiacenti al Pala Catania, aperti ogni giorno dalle 10 alle 13:30 e dalle 14:30 fino all'inizio della gara serale della meta Catania. E fra poco, al termine del nostro telegiornale, in diretta l'esordio della meta Catania nel main round di Champions Futsal. 3 giorni di spettacolo con i rossazzurri che davanti al pubblico amico cercano la qualificazione alla fase finale della competizione europea. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, a tutti una buona serata.